Bentrovati, eccoci puntuali e pronti con Focus Attualità, il nostro viaggio che continua all'interno di ospedali e quindi della sanità calabrese. Siamo stati la settimana scorsa ad Acri con tutte le problematiche dell'ospedale di montagna. Questa settimana invece parleremo dello SPOC Cetraro Paola, quindi siamo sul Tirreno Cosentino. Avremo un collegamento diretto dall'ospedale di Cetraro, per noi c'è Isabella Roccamo, e parleremo soprattutto della lotta che va avanti da mesi per il punto nascite. Invece in studio, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, c'è il Presidente del Consiglio Comunale di Paola, Graziano Di Natale. Tra l'altro proprio l'estate scorsa c'è stata una grossa diatriba, un grosso dibattito, ma chiamiamola proprio con il nome che ha avuto, una polemica anche sul polo chirurgico. Però andiamo per ordine, cominciamo dal punto nascite di Cetraro. Isabella Roccamo, se sei già pronta per questo collegamento, io vorrei sapere da te se ci sono novità rispetto al punto nascite. Sì, buon pomeriggio Rosalba, buon pomeriggio a tutti. Come dicevamo nel precedente collegamento, qualche novità c'è, come ci diceva il sindaco Angelo Aita, quindi è questione di ore l'arrivo del nuovo primario e quindi dovrebbe finalmente riaprire questo punto nascita. Qui con noi oggi pomeriggio, oltre al sindaco che ringrazio, ma io voglio ringraziare davvero i tantissimi cittadini che vogliono far sentire la loro voce, perché sono le persone che vivono sulla propria pelle i disagi quotidiani causati da una sanità, ma non diciamo solo qui a Cetraro, diciamo un po' in tutta la Calabria, una sanità che ha molte criticità da risolvere. Io volevo farvi vedere questi cartelli: mamma non voglio nascere per strada, perché con la chiusura del punto nascita di Cetraro molte donne sono state costrette ad andare fino a Cosenza oppure andare a Corigliano Rossano, con il rischio davvero di partorire in macchina. Qui con noi ci sono anche molte mamme che presto daranno alla luce il loro bambino, come la signora Veronica, che è al 4º mese di gravidanza. Allora, lei già 7 mesi fa ha partorito qua. La bimba, sì, diciamo l'esperienza per me è stata positiva. Noi siamo qui a rivendicare un nostro diritto, perché quello che chiediamo è semplicemente poter partorire presso questo punto nascita, che è il punto nascita di Cetraro, appunto, che è l'unico della costa tirrenica. Siamo già, diciamo, preoccupate e prese da tante cose. Adesso dobbiamo fare i conti anche con i tanti chilometri che ci separano da Cosenza. Diciamo che è quello che ci preoccupa e riteniamo sia ingiusto dover pagare lo scotto di una politica sanitaria sbagliata, che comunque non guarda alle esigenze dei cittadini, di noi donne, ma ci priva di un diritto fondamentale. Quindi chiediamo semplicemente questo. Ecco, questa è la voce dei cittadini, di chi vive il problema. La signora Veronica, dicevo, è al 4º mese, si spera che entro... Siamo fiduciosi, esatto. Fiduciosi, anche perché il sindaco prima ci diceva che c'è almeno questa prima buona notizia per quanto riguarda il punto nascita, ma non è solo il problema del punto nascita. Poi nel corso di questa lunga diretta vedremo quali sono gli altri problemi, le altre criticità che devono essere assolutamente risolte, e lo chiedono soprattutto i cittadini, tanti cittadini che adesso il nostro Mario Scarpelli vi mostra con i tanti cartelli, perché chiedono il diritto di essere curati qui sul territorio, perché la struttura c'è, l'abbiamo vista anche dalla clip che abbiamo mandato in onda, ma ci vuole il personale, non basta la politica dei tagli, ci vogliono i servizi, quindi basta Viaggi della Speranza. Allora, iniziamo dal punto nascita. Sindaco, dicevamo c'è questa prima novità, insomma arriverà presto il primario. È una novità importante, era l'ultima tassello che mancava alle prescrizioni che se ne erano state date dal Ministero. Con la nomina del primario che sta avvenendo in queste ore siamo nella possibilità, il direttore generale Corticelli, il commissario Corticelli e il dottor Beccasso, di revocare la sospensione del punto nascita. A fianco a questa buona notizia, l'altra buona notizia è che
Dal giorno 4 ha comunicato il direttore sanitario dello SPOC Cetraro Paola, riaprirà anche H24 la ginecologia. Perché adesso diciamo è a mezzo servizio. È a mezzo servizio. Questa notizia io spero che per il giorno 4 possa riaprire completamente il punto nascita. Questo già è un primo risultato. Noi abbiamo ricordato le battaglie fatte dai cittadini, dall'amministrazione comunale che ha spostato qui il Consiglio Comunale nei mesi scorsi proprio per rivendicare questo diritto. Sì, questa non è una vittoria nella maniera più assoluta. Quello che ci dispiace è che per poter avere un diritto bisogna sempre combattere. E la sensibilità dalla presenza oggi, ma dalla presenza che c'è stata in questi mesi con il sit-in da parte dei sindacati, delle forze politiche, del comitato pro ospedale, c'è stata una sensibilità così forte che ci ha portato anche a manifestazioni eclatanti per riuscire ad avere un diritto che lo stiamo avendo man mano. Ancora non ci crediamo, perché purtroppo se non troviamo le carte scritte, le promesse si sono susseguite repentinamente in questi mesi. Però insomma la nostra battaglia, il punto nascita è solo il punto di partenza rispetto alla struttura ospedaliera. La CLIP ha mostrato questa immensa struttura che abbiamo, gli spazi che abbiamo e la possibilità di poter dare servizi certi, sicuri, ha un'utenza di 150.000 abitanti e non vorremmo darla solo come struttura ospedaliera di Cetraro, ma vorremmo darla come struttura ospedaliera del Tirreno, quindi anche Paola, anche Praia. In questa battaglia del diritto alla sanità ci vede tutti quanti uniti, perché ognuno può fare la propria parte, perché vi sono anche le professionalità, poche purtroppo, perché i tagli alla sanità hanno costretto ad avere sempre meno medici e paramedici, che ci portano nelle condizioni che i viaggi della speranza sono aumentati anche per patologie che possono essere tranquillamente curate nei nostri territori. Isabella, il problema che accomuna un po' tutti gli ospedali calabresi è questo, la mancanza di personale. Dimmi Rosalba. Allora, io vorrei appunto sentire anche Graziano Di Natale in studio, perché c'è questa bella novità che voi avete appena annunciato della riapertura a breve del punto nascita. È una battaglia, voglio chiederla, dello SPOC Cetraro Paola, quindi uniti intanto. Sì, intanto buon pomeriggio, vi ringrazio per avermi invitato, saluto i cittadini di Cetraro e il loro sindaco e sono contento nel momento in cui, come diceva prima il sindaco, si concretizza appunto l'apertura del punto nascita. Però al di là dell'apertura e dell'atto formale in sé per sé bisogna riorganizzare il servizio, perché il punto nascita così com'è concepito in questo momento non dà quelle soluzioni che il Ministero prescrive, ma soprattutto non dà quelle garanzie di aumentare, di implementare l'offerta sanitaria nel nostro territorio. Quindi lei dice non basta la nomina del primario? Non basta una nomina del primario, ma è necessario mettere insieme quegli atti che servono appunto per implementare il servizio, anche perché se no non si trova la spiegazione della diminuzione dei parti che avviene dal 2016, 2017 e 2018, che sono sotto la soglia di quelle che sono le prescrizioni del Ministero della Salute. Allora ciò significa che è un campanello d'allarme che ci deve indurre a migliorare il servizio per aumentare le nascite e quindi garantire quegli standard appunto che il Ministero prescrive, ma soprattutto per evitare questa migrazione che c'è nei confronti quindi dello spostamento delle tante donne che devono partorire, che si spostano verso le cliniche private di Cosenza, forse perché ritengono più sicure nel termine che vogliono affidarsi ad un servizio che li fa rendere sicuri a loro stessi. Allora per questo io ritengo che bisogna implementare l'offerta con il miglioramento anche della qualità. Tra l'altro abbiamo detto, Isabella, che ginecologia sarà aperta H24, quindi questo va nella direzione che lei diceva, sì, no? Assolutamente sì. Sì. Quindi Isabella, certo, allora... voleva però replicare anche il sindaco. Sì, il sindaco di Cetraro voleva chiaramente replicare a quanto detto in questo momento dall'inaugurazione di Natale. Intanto saluto il consigliere di Paola Di Natale. Mi permetto di
di sottolineare che il problema del numero dei punti nascita non dipende da una cattiva organizzazione o da una mancanza di professionalità o di qualità. I motivi sono abbastanza evidenti, da un calo demografico. Questa diminuzione del punto nascita, perché parliamo di 457-490 parti, quindi non sono 500, ma anche le prescrizioni ministeriali dei 500 è un numero fantomatico che la stessa Regione Calabria, il Dipartimento della Salute, immediatamente ha chiesto, non solo per Cetraro, ma anche non solo per lo SPOC Paola Cetraro, ma anche per le altre aree, di mantenere aperto il punto nascita, e mantenere aperto il punto nascita, indipendentemente dai numeri, è stata capita dal Ministero, perché significherebbe altrimenti lasciare un territorio di 150.000 abitanti senza un servizio, perché se chiude Cetraro sta a significare che sul territorio non viene nessun servizio. È evidente anche che c'è bisogno di una maggiore organizzazione, che non dipende dal personale che è all'interno. Maggiore organizzazione significa avere più personale a disposizione per poter svolgere i servizi, e personale e strutture. E personale e strutture sono quelli che in questi mesi abbiamo avuto, perché le prescrizioni avevano messo in campo delle modifiche di natura strutturale e anche delle attrezzature, cose che sono state fatte in questi mesi, per cui l'apertura del punto nascita è di una sicurezza assoluta, come lo è sempre stato, ha dato tranquillità, e la testimonianza che dà tranquillità è della continua richiesta di voler partorire qui a Cetraro, e i viaggi della speranza, perché anche andare a partorire nei nostri territori a Cosenza diventa un viaggio della speranza, e il rischio che possa succedere qualcosa è più alto rispetto all'apertura di un punto nascita sul territorio. Ecco, questi cittadini che sono qui insieme a noi oggi pomeriggio chiedono proprio questo, la possibilità di partorire sul Tirreno cosentino. Ho raccolto delle testimonianze, ci sono persone che arrivano non solo da Cetraro, ma arrivano da altri centri, da San Gineto, da Belvedere, insomma proprio recentemente una signora per partorire ha dovuto affrontare questo viaggio fino a Cosenza e ha rischiato di partorire in macchina. Le racconto in due episodi. Nel sit-in che abbiamo fatto qui davanti alla struttura ospedaliera, in pieno Ferragosto, io ero qui per difendere il punto nascita, ci è capitato proprio di partecipare a una donna qui ricoverata che doveva partorire, ha avuto i dolori, è venuta qui per fare il tracciato. Si è aggravata la situazione, hanno chiamato immediatamente il 118 medicale per poterla portare su a Cosenza. C'è stato un ritardo, perché d'estate avere il 118, se non si trova sul posto, impiega del tempo. Ci siamo fatti tutto il segno della croce, perché per arrivare a Cosenza, grazie a Dio è arrivato, ma il rischio non solo di partorire, ma di poterci rimanere durante il percorso è stato così alto. Questa consapevolezza ce l'hanno soprattutto gli operatori sanitari. Non vi nascondo il dramma che attraversava tutti i medici di questo reparto, che hanno avuto in cura, anche se per pochi minuti, questa paziente, e pregavano il Signore che durante il soggetto non succedesse niente. Questo per far capire. Isabella? Sì, per concludere. Questo per far capire che avere un punto nascita sul territorio è una cosa importante, perché l'alto punto nascita a disposizione si trova a una distanza tale, non solo chilometriche, ma anche di orari per poter arrivare, che diventa difficoltoso ed è più pericoloso. Certo. Sì, Rosalba, perché io adesso volevo anche parlare con i cittadini e il comitato e anche le organizzazioni sindacali che sono tutti qui insieme. Isabella, scusami, mi consenti solo un attimo di far intervenire sulle parole del sindaco Graziano Di Natale, poi passiamo la parola ai cittadini, perché io dai cittadini vorrei sapere e vorrei anche che raccontassero in questi mesi le loro paure, raccontassero questi mesi in cui il servizio è stato
stato sospeso, che cosa è successo. E poi invece da Graziano Di Natale volevo già anche abbiamo sentito la signora Veronica, ma ci sono tante signore Sì, la sentiremo tra un attimo, se non ti dispiace. Volevo solo far capire, far sentire anche al sindaco il parere di Graziano Di Natale, perché sono stati dei numeri che sono venuti fuori, se erano uguali ai numeri che lei aveva rispetto ai parametri del Ministero. E poi un'altra cosa, si parla di SPOC Paola Cetraro, ma lo considerate davvero un ospedale unico? Le donne di Paola vanno a partorire a Cetraro? Appunto. Allora, intanto voglio dire una cosa, che è la cosa che ritengo interessi più a tutti. I cittadini cosa chiedono? I cittadini chiedono una buona sanità. La Conferenza Episcopale Calabrese qualche mese fa ha esplicitamente detto che in Calabria di sanità si muore. Cosa voglio dire? Che al di là dell'ospedale di Cetraro o dell'ospedale di Paola, noi dobbiamo offrire ai cittadini un buon servizio. Quando io parlo di qualità non mi riferisco alla professionalità dei medici, tutti ottimi, ma mi riferisco alle prestazioni, alla qualità delle prestazioni in termini proprio di risposte alla grande domanda di sanità che noi abbiamo. Per quanto riguarda il punto nascita di Cetraro, io mi domando e vi domando, in tutti questi anni dove i parametri dei parti non corrispondevano a quelli stabiliti dal Ministero, in tutti questi anni in cui a Cosenza cliniche private registrano 1800 parti, tra cui il 50% proveniente dal Tirreno, quindi con grandi numeri verso una migrazione delle donne che vogliono, come dicevo prima, partorire, la politica più in generale e gli amministratori, la Regione e l'ASP non si è mai chiesta il perché. È dovuto succedere quello che è successo per porre in evidenza questo aspetto, e non è la nomina, ecco perché volevo dire al sindaco, del primario che risolve il problema, e di come noi pensiamo il punto nascita, che è bene che venga aperto a Cetraro, ma tengo a precisare che è il punto nascita dello SPOC, che mal si concilia poi con quello che è il decreto 64, che dice appunto che l'area chirurgica debba ritornare nell'alveo del Basso Tirreno. Allora, rispetto a questa cosa, al di là del campanilismo che può esserci e che penso che in questo momento noi dobbiamo superare tra Paola e Cetraro, noi dobbiamo pensare in funzione di uno SPOC, in funzione della qualità del servizio. E dico al sindaco che il numero dei parti è importante per capire quante persone dell'Alto Tirreno, del Medio Tirreno e del Basso Tirreno si affidano ad una struttura. Se il numero dei parti è inferiore, quindi alla media stabilita dal Ministero della Salute, significa che non tutti si affidano a quel servizio. Allora va ripensato, va rimodulato, e non è la nomina a rimodulare quel servizio. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna pensare in un'unica soluzione allo SPOC, bisogna capire che tra Paola e Cetraro deve finire finalmente per una volta per tutte il campanilismo, quindi tirare la coperta dal lato proprio e pensare ai cittadini. Come fare? Metterci al tavolo e trovare una proposta alternativa, perché in questo momento non ci sono altre proposte alternative se non quello di applicare le regole, di applicare la legge che è il decreto 64, a meno che domani mattina si revochi quel decreto e si pensi a fare una cosa. Certo, mi sembra insomma una proposta concreta e anche una proposta che riguarda direttamente il sindaco di Cetraro. Isabella, però prima di far rispondere il sindaco, a me piacerebbe sentire i cittadini, perché nelle nostre trasmissioni ci piace, e soprattutto noi ribadiamo che c'è un diritto che non deve essere assolutamente perso di vista, che è il diritto alla salute dei cittadini, quindi in quel territorio piuttosto che in un altro assolutamente si devono dare risposte di buona sanità. Ed è quello che vogliono questi cittadini, però il sindaco risponde a Graziano Di Natale, poi sentiremo un po' le altre mamme, gli altri cittadini del territorio, perché hanno voglia di parlare qui a Cetraro. Anche perché anch'io ho voglia di parlare di altro, voglio solo precisare a Di Natale, in riferimento al 64, lo stesso decreto fatto dall'ASP
il piano attuativo fatto dall'ASP, l'attuazione del 64 è sospeso in attesa di verifica, perché già allora ci si rendeva conto che ciò che era stato proposto non era allo stato attuale realizzabile se non venivano fatte una serie di modifiche che costano tanti soldi. Quindi c'era una verifica da fare sia tecnica, amministrativa e finanziaria, e questo lo dice il decreto, per cui non è attuabile ed era sospeso sul Tirreno il decreto 64. Ma al di là di questo, perché ormai è superato e l'hanno detto di tutti i modi, anche lo stesso Cotticelli ha detto che il 64 è stata una rovina e che è superato, bisogna ripensare ad altro. In riferimento al punto nascita, però, ha centrato un argomento, solo che l'ha preso dal punto di vista sbagliato. È vero che dal Tirreno molti vanno a partorire nelle cliniche private di Cosenza, ma io mi faccio proprio questa domanda: perché vanno alla clinica privata di Cosenza o no all'ospedale pubblico di Cosenza? Qui c'è un punto interrogativo: cosa gira intorno alle cliniche private? Ecco, questa è la sola domanda che faccio. E qua, Rosalba, ci sono invece tante mamme che aspettano di partorire, ecco, in questo ospedale. Abbiamo ascoltato la signora Veronica, qua ci sono tantissime donne, ci sono le nonne, le mamme, le zie, insomma, che vogliono rimanere qui sul territorio. Vedete, ci sono anche i palloncini che hanno preparato per rivendicare questo loro diritto, al di là dei numeri, dei calcoli ragionieristici, che si arrivi a 500 parti l'anno, a 499, ci sono quelle 499 donne che vogliono avere il diritto a partorire proprio su questo territorio. Io volevo chiedere un po' alle donne, ma un po' anche ai cittadini che arrivano, anche il comitato. Sì, Rosalba. Ti chiedo solo perdono, abbiamo il break pubblicitario, poi torniamo e ricominciamo proprio dalla parola ai cittadini. Restate Riprenderemo con noi. da qui. Sì. Riprenderemo da qui. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Focus Attualità, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di sanità, in modo particolare dello SPOC. Paola Cetraro, siamo in collegamento con l'ospedale di Cetraro, dove sarà riaperto. Questa è la bella notizia che ci ha dato il sindaco in diretta, il punto nascita. Isabella Roccamo insieme a Mario Scarpelli raccolgono le voci dei tanti cittadini che sono lì in diretta con noi. Isabella, ricominciamo proprio dalla voce dei cittadini. 150 km di costa. Sì, Rosalba, eccoci, siamo in diretta. Mi sono spostata perché, come ti dicevo, volevo far sentire la voce delle mamme delle signore che stanno per dare alla luce un bambino. Allora, qua siamo in compagnia, io mi siedo perché l'ho raggiunta, non si può muovere, all'8° mese di gravidanza. La signora? Federica Losardo. Federica, allora all'8° mese di gravidanza abbiamo visto questa bella notizia che finalmente potrà riaprire il punto nascita, ma in questi mesi di chiusura come l'avete vissuto? Nel terrore, perché vabbè che ancora ci voleva prima, però dovevamo stare sempre con la paura che ogni cosa, magari ogni malore o qualcosa, dovevamo raggiungere sempre l'ospedale più vicino, che era quello di Cosenza. E quindi insomma sono stati mesi difficili? Difficili, abbastanza difficili. Si sente sicura a partorire qui a Cetraro? Sì, anche perché è vicino, per qualsiasi cosa so che potremmo venire qua e comunque è diverso, perché dovremmo arrivare a Cosenza oppure Lago Negro, quelli più vicini insomma. C'è la possibilità che magari una non ce la faccia ad arrivare, magari il bambino può partorire, cioè il bambino può nascere di arrivare quando vuole. Quindi anche di notte, così sì, all'improvviso, quindi è più sicuro insomma, per lei avere un punto di riferimento. Ma non solo per noi donne incinte, dovrebbe essere una cosa che comunque serve a tutti, non è che serve soltanto per noi ragazze madri oppure...
Sì, perché ci sono anche le ansie, grazie intanto, ci sono anche le ansie, le paure delle nonne, delle zie, delle mamme, insomma di queste signore che insomma, chiedono appunto di avere la possibilità di trovare delle risposte in loco. Allora non c'è soltanto, chiaramente dicevamo, la questione del punto nascita, ma questo è un aspetto molto molto importante. Siamo qua in compagnia di altri cittadini, c'è anche il sindacato, tra poco ascolteremo. Lei viene da Cetraro anche, il signore anche diciamo molto arrabbiato, no? Arrabbiato no, deluso? Un voluno e un volante. Arrabbiato e deluso. Perché lei prima mi diceva questo campanilismo non va bene in tutta la Calabria. Campanilismo sulla salute. Ho detto tutto. Se una struttura come questa, dotata di elisoccorso, su una strada a scorrimento veloce che si raggiunge immediatamente, quindi non deve attraversare il perimetro urbano, viene a essere demolita perché la stanno demolendo, anche fisicamente, materialmente. Qual è il motivo? Che cos'è che porta a questo? Non di certo a risolvere il problema della salute. Una volta, ai tempi miei parlo, quando la struttura era retta come si doveva essere retta, veniva gente da fuori, quindi l'azienda produceva. Io una volta ho ricoverato per un caso di menisco, avevo a fianco al mio letto un industriale, un petroliere della Insomma, veniva anche da fuori. Dal Venezuela. Venivano dal Venezuela ad operarsi qui a Cetraro, da Bari venivano ad operarsi qui a Cetraro, perché c'era la produzione, adesso la stanno smantellando e là è il problema. Non bisogna guardare che Cetraro, Paola è più grande, a 15.000 abitanti porta più voti, che alla fine è questo il problema è questo. Paola porta più voti di Cetraro, allora diamo a Paola. Insomma, basta divisioni, lavoriamo insieme per avere... La salute, perché anche quelli di Paola hanno bisogno della salute. Qua stiamo immigrando tutti. E abbiamo anche il sindacato, il nome? Maltese. Allora, battaglia insieme ai cittadini e all'amministrazione perché ci sono ancora tante cose che non vanno. Questa sì è una prima conquista, ma non è un punto d'arrivo, è un punto d'inizio. Quello è ovvio. Sono 3 mesi purtroppo da quando è stato chiuso il reparto che noi ci stiamo battendo, organizzando delle assemblee anche insieme al sindaco, organizzando delle assemblee, dei sit-in, quindi assemblee permanenti. Purtroppo stiamo trovando come dire, una politica, se politica si può dire, perché adesso chi ha in mano la situazione della sanità in Calabria sono i commissari che sono un disastro, perché sono sicuramente peggio, stanno facendo peggio di quello che non ha fatto la politica in tanti anni che ha amministrato. Comunque noi siamo qua questa sera ovviamente per lottare, per dare un diritto ai cittadini di tutta la fascia tirrenica ad avere un diritto a partorire, alle donne, alle ragazze, perché io mi metto nei panni di una ragazza che magari alla prima esperienza, al primo parto, nell'avvicinarsi dell'evento, del lieto evento, c'è il suo stato d'anima, l'ansia che è in sé per il fatto di sapere se appunto, come diceva un cartello, se partorirà per strada, se farà in tempo ad arrivare in un ospedale. Poi la cosa che a me sinceramente fa male, ci fa male come sindacato, è che ancora anziché avere l'obiettivo comune, come dovrebbe essere lo stesso obiettivo per il consigliere di Natale, che tra l'altro conosco molto bene, l'apertura del punto nascita, perché prima di ogni altra cosa noi ci dobbiamo porre il problema di tutti i cittadini, di Paola, di Cetraro, di tutto il Tirreno cosentino, quindi quasi quasi si gioisce che il reparto è chiuso, sinceramente così, dobbiamo lottare per farlo aprire, poi i decreti 64, le altre cose poi in seguito si vedranno, anche perché allora, poi Isabella, da quello che sappiamo noi il decreto 64 ormai non penso avrà più applicazione. Isabella, allora siccome qui il Presidente del Consiglio Comunale di Paola è stato
chiamato in causa, insomma è ovvio che vuole rispondere, così rispondiamo direttamente. Inoltre pregherei la regia di riattivare lo schermo in studio perché non ti vedo più praticamente. Allora, la parola di Natale e poi di nuovo da te. Intanto la mia non è una risposta ma è una correzione a delle imprecisazioni che sono state dette. La prima del sindaco, quando parla della sospensione del decreto 64, che per i cittadini che ci seguono a casa il decreto 64 è quel decreto che riorganizza la sanità e nello specifico riorganizza lo SPOC Paola Cetraro. Sospensione significa che c'è un atto successivo all'atto del decreto che ha sospeso il decreto stesso. Questo non esiste a meno che il sindaco di Cetraro non abbia nel suo ufficio una sezione distaccata del TAR Calabria o della struttura commissariale e quindi questo penso che non sia possibile. L'altra questione volevo dire a Guilly Maltese che io non gioisco assolutamente per la chiusura del punto nascita di Cetraro. Io ritengo e lo rimarco in maniera evidenziata che bisogna riorganizzare la sanità nel Tirreno cosentino, perché poi se si esprime il concetto secondo cui il decreto 64 che riorganizza la sanità non può essere attuato, mentre devono essere attuate tutte le altre questioni che favoriscono una parte del territorio e penalizzano un'altra, allora c'è qualcosa che non funziona e non poi si concilia con la affermazione. Ma è una questione politica, perché un cittadino diceva la salute deve essere un bene di tutti. Io infatti riprendo le parole di quel cittadino che pone al centro della discussione la salute come un valore fondamentale tra i cittadini del Tirreno Cosentino e della provincia di Cosenza. Non ci possono essere cittadini di Paola che sono favoriti rispetto ai cittadini di Cetraro o al contrario rispetto ai cittadini di Amantea. Immaginiamoci una donna partoriente di Amantea che deve giungere a Cetraro, e Cetraro ora non c'è, che deve giungere a Cosenza. Noi dobbiamo garantire un servizio che è per tutti, che è per il Tirreno, e lo dico al sindaco, di finire questa fase della polemica. Io capisco che bisogna creare il consenso, io capisco tutto perché siamo, diciamo, vezzi anche ad affrontare tematiche politiche, ma di fronte a un sistema sanitario che barcolla, anzi che fa acqua da tutte le parti, abbiamo il dovere di intervenire e di dire che bisogna riorganizzare la sanità. Aprire il punto nascita di Cetraro significa riorganizzare la sanità? Sì, ma nello stesso tempo significa anche garantire a quel punto nascita che ci sia qualità e garantire al Tirreno che ci sia un'evidente qualità della sanità in funzione di quella che è l'altissima domanda. Quindi avete lo stesso obiettivo? Abbiamo lo stesso obiettivo, però obiettivamente dobbiamo pensare anche che ci sono due strutture importanti. Allora, come le pensiamo queste strutture? La struttura di Cetraro, che è importante, ci mancherebbe altro per i cittadini dell'Alto Tirreno, per i cetraresi, per tantissima popolazione. Come la struttura di Paola, come la pensiamo questa struttura? Come la riorganizziamo? Non possiamo pensare che in una struttura c'è tutto e in un'altra non c'è niente o viceversa. Bisogna riorganizzare un sistema armonico di sanità dove nel cittadino che giunge trova la risposta. Allora oggi aprire il punto nascita di Cetraro significa garantire una risposta a quella giovane donna che tra qualche giorno dovrà partorire, ma garantire anche la qualità, la sicurezza del servizio. Allora Isabella. Sì, gli obiettivi insomma sono comuni, uguali, i cittadini anche infatti se chiedono, Isabella, mi uguali. sembra una difficile convivenza in questo SPOC Paola Cetraro, no? Sì, un matrimonio un po' complicato, però alla fine si riuscirà, si spera per il bene di tutti i cittadini del Tirreno di arrivare ad una soluzione. Il sindaco voleva intervenire, però io volevo far sentire questo signore che arriva anche da San Gineto, quindi è arrivato qui a Cetraro da San Gineto perché è un problema che, come dicevamo, è sentito lungo tutto il Tirreno cosentino, non è un problema di Cetraro o di Paola, qui stiamo parlando di un bacino di utenza molto ma molto vasto in un territorio orograficamente un po' complicato come quello nostro. Da San Gineto, sì. Lei è qui anche per far sentire la sua voce perché vuole
che insomma si trovi questa soluzione, al di là insomma poi delle appartenenze, Cetraro, insomma. La sanità non deve avere appartenenze, è assurdo. Io dico che per migliorare la situazione i politici dovrebbero essere cacciati dalla sanità, cacciati totalmente e definitivamente. Il parlare delle distanze tra nord e sud a me ha dato sempre fastidio, pur avendo lavorato al nord. Giornotte è nata mia nipote al nord. La differenza è abissale. Lì ci sono tutti i servizi, anzi addirittura vanno anche oltre. Da noi questa è la situazione, che per partorire uno deve andare a Cosenza. E ha fatto bene il sindaco a dire come mai vanno a partorire a Cosenza non in ospedale ma nelle cliniche private. Il punto è proprio questo. So che c'è qualche politico che è anche proprietario di cliniche. Vabbè, non entriamo nella polemica, perché io qua non per qualcosa, cerchiamo una soluzione. Ma io non voglio fare polemica, però è la realtà. Questo è quello che pensano chiaramente i cittadini. Allora, viste le distanze che ci sono per andare a Cosenza, 15 giorni fa una signora di Belvedere a momenti partoriva per strada e deve ringraziare la provvidenza, se esiste, che il tempo era buono e non c'era molto traffico, se no scodellava lungo strada. Questa è la situazione. E qua ci sono anche le preoccupazioni di chi lavora in questo ospedale, perché si lavora anche in condizioni difficili, se manca il personale si deve sopperire magari a turni, si arriva a lavorare anche 12-14 ore al giorno e la situazione diventa molto molto complicata. Non so se... E poi la politica parla di disoccupazione. Beh, bisogna riorganizzare un po', certo. Allora, ci sono anche le preoccupazioni, dicevo, non solo delle partorienti, ma delle mamme, delle nonne, delle zie. Insomma, questi mesi sono stati difficili anche per voi. Sì, molto difficile, perché purtroppo è lontano. Noi vogliamo il punto nascita a Cetraro. Voi siete di Cetraro? Io sono di Bonifato, ho lavorato 42 anni qua a Cetraro. E quindi abbiamo lavorato veramente anche da sole, abbiamo portato avanti un reparto di un certo modo. E adesso in un momento se tutto, cioè non lo so. Lei è dipendente dell'ospedale? Certo, sì, ho lavorato 42 anni in ostetricia. Ah, proprio nel... Sì, proprio nel reparto. E quindi so come si è lavorato. E adesso in questo momento a me veramente mi viene anche da piangere, perché mi piange il cuore, non perdere un reparto per niente. Insomma, è proprio una cosa assurda. Quindi questo non lo so. Come diciamo è un problema di tutti. Tutti. E per tutti i cittadini, se abbiamo bisogno dove andiamo in ospedale? Arriviamo a Cosenza, a Paola, per strada andiamo a morire. Noi vogliamo Cetraro che si deve veramente realizzare come una volta. Questo è tutto il problema. Per tutti i cittadini. Grazie signora. Poi ci sono anche i papà che sono preoccupati, perché pensiamo anche quando si devono affrontare lunghi viaggi, anche i papà vanno in ansia, chiaramente, non solo le partorienti. C'è il sindaco Aita che voleva anche aggiungere qualcos'altro. No, io volevo solo precisare di Natale che non ho il TAR in tasca e nessuna sentenza, semplicemente che sono abituato a leggere le carte e l'atto aziendale, che è l'atto deputato all'attuazione della programmazione che è data dal 64, l'atto aziendale, se lo può leggere, glielo do io, a pagina 7 dice proprio questo, che per lo sport Cetraro Paola è sospeso in attesa di una valutazione tecnica, finanziaria e amministrativa della possibilità di ciò che prevede il 64, quindi non me lo invento io, ma è scritto nell'atto aziendale approvato dalla loro commissario Scura. Quindi insomma non c'è soltanto, anche queste sono però anche il consigliere Di Natale diceva lavoriamo insieme per trovare la soluzione. Ma io sono stato il primo, nel primo intervento a dire questo. Quindi, insomma... Io voglio il meglio per Cetraro, il meglio per Paola, il meglio per Praia, perché sta a significare che tutto il territorio del Tirreno Cosentino, che sono 150.000 d'inverno, ma che arriviamo a 1 milione d'estate per il flusso turistici che abbiamo la possibilità di avere la sicurezza, servizi e la sicurezza dei servizi. Questo è l'obiettivo.
rifunzionalizzando, migliorando, dando il massimo della qualità strutturale e anche in termini di medici a tutte e tre le strutture. Questo è l'obiettivo che ho sempre avuto io, e spero che ce l'abbia anche di Natale, ne sono convinto. Isabella, sicuramente poi c'è quella solita la cronica carenza del personale. Dimmi, Rosario. Allora, c'è la carenza del personale, sì. Siccome qui giustamente anche Graziano Di Natale che aveva già proposto al sindaco il tavolo attorno al cui sedersi per parlare, no? E trovare anche una sintesi rispetto allo SPOC Paola Cetraro. Prego. Sì, intanto voglio dire ancora una cosa, che a proposito del decreto 64, molte volte lo stiamo già enunciando, richiamando. Il decreto 64, come dicevo prima, riorganizza il sistema sanitario. Il sindaco commette un errore quando dice che l'atto aziendale sospende il decreto 64, commette un errore perché giuridicamente un atto che è un atto inferiore, proveniente da un organismo inferiore, non può sospendere un atto proveniente da una fonte superiore che è quella della struttura commissariale. Commette un errore quando appunto dice si sospende il decreto 64, non è così. Il decreto 64 è attualmente in vigore, l'atto aziendale che dovrebbe mettere in esecuzione il decreto 64, quindi dall'ASP di Cosenza, non ha potuto esplicitare i suoi effetti perché ritiene che non ci siano le coperture finanziarie per garantire appunto l'esplicitazione del decreto 64. Allora questo che cosa significa? Che se noi ci dovessimo per un attimo mettere al tavolo e sedere appunto intorno ad un tavolo di discussione immaginario, si deve assolutamente partire da un sistema unitario di organizzazione che oggi è il decreto 64. Prima la signora diceva noi vogliamo la sanità a Cetraro e in particolare partorire a Cetraro perché per un cittadino di Cetraro è pericoloso andare per esempio a Paola. La stessa cosa potrebbe dire un cittadino di Paola verso Cetraro. Allora se noi non rompiamo quest'asse di distinzione e di discussione e non centriamo l'obiettivo per dire che l'obiettivo principale deve essere quello di garantire la salute e l'efficienza del servizio per il cittadino di Cetraro, per il cittadino di Paola, per il cittadino di Amantea, per il cittadino di San Gineto. Quando il sindaco parla di sanità pubblica e privata, chiedo scusa, che viene preferita alla sanità pubblica, la risposta a questa domanda è una, vale a dire che il cittadino privato, il cittadino si affida alla sanità pubblica perché si ritiene più sicuro alcune volte, perché ritiene molte volte che quel servizio dà più risposte. Allora bisogna pensare come rafforzare la sanità pubblica. Ma secondo me il problema è quello, no? Più personale negli ospedali, perché senza maggiori medici, senza infermieri, senza il personale poi restano le pensiamo vuote, pensiamo per un attimo, quando l'altro cittadino parla di togliere la politica dalla gestione della sanità, e sono perfettamente d'accordo, però pensiamo per un attimo che in Calabria e nello specifico in provincia di Cosenza noi dal 9 febbraio 2019 abbiamo sostituito una cosa pari a 4 direttori generali, o meglio commissari, nessuno dei quali voleva firmare atti deliberativi, compreso quello attuale, e che oggi siamo ancora nelle condizioni di avere una sanità in provincia di Cosenza senza una guida. Allora come si fa a riorganizzare la sanità se non abbiamo una guida che possa quindi programmare il sistema sanitario? Mi scusi, non dovrebbe essere comune per il potenziamento dello SPOC, Paola Cetraro? Assolutamente lo faccio sì. a lei, la domanda chiaramente poi la giro anche La battaglia dovrebbe essere, anzi dovrà essere comune per il potenziamento della SPOC Paola Cetraro, garantendo alle due strutture che hanno due peculiarità diverse, sia morfologicamente sia da un punto di vista anche dell'organizzazione, pari servizi. Ognuno si era pensato di dare ad uno un servizio più un'attitudine chirurgica, un'altra un'attitudine medica, un polo medico, un polo chirurgico. Allora perché non pensare a portare avanti questa situazione in modo da dare ai cittadini un servizio che risponde realmente alle loro richieste? Sentiamo il sindaco di Cetraro. Isabella.
Isabella. Sì, Rosalba, allora raggiungo il sindaco di Cetraro perché ci sono i cittadini che vogliono parlare. Il signore qui, intanto che raggiungo il sindaco, lei mi diceva noi ci sentiamo figli di un Dio minore. Non vogliamo sentirci. Non siamo e non vogliamo sentirci figli di un Dio minore, e ho detto questo, che a un certo punto a noi ci possono togliere la salute, la sanità e tutto, ma non la memoria. Io devo raggiungere il sindaco perché ci sono tutti i cittadini che vogliono chiaramente parlare, vogliono intervenire, perché questo è un argomento molto molto sentito qui sul territorio. Allora, sindaco, è stato richiamato in causa, insomma c'è questa querella insomma, sul tavolo eccetera eccetera, insomma riusciamo a mettere d'accordo questi territori alla fine per arrivare ad un risultato che possa... Ma dobbiamo mettere d'accordo il territorio, perché se vogliamo una sanità di qualità deve partire dal basso le proposte, e da basso si parte se ci svestiamo tutti da ciò che abbiamo e pensiamo semplicemente agli utenti e ciò che serve agli utenti in termini di servizi. Ma convocherete, vi siederete ad un tavolo a breve, sindaco, insomma, perché il problema, diciamo... Allora, io ho già parlato con il generale Cotticella, qui gli ho chiesto che c'è una revisione che stanno facendo sulla programmazione, che una revisione passa attraverso l'ascolto dei territori, l'ascolto dell'organizzazione sindacale, l'ascolto dei lavoratori del settore, delle categorie mediche, per far uscire fuori la migliore proposta, ma la migliore proposta sanitaria, sia territoriale che ospedaliera, ma la migliore proposta che tenga presente delle condizioni epidemiologiche del territorio, che tenga conto delle condizioni orografiche del territorio, perché se organizziamo soltanto una sanità messa sulla carta e poi non si riesce a dare delle risposte perché ci sono una serie di impedimenti solo di mobilità per raggiungere i centri di ricovero, i centri di salute, abbiamo fatto un buco nell'acqua, abbiamo dato non servizi e come dire, dare una risposta a questa immigrazione sanitaria non la daremo mai. Allora, questo per me significa sederci intorno a un tavolo. Io non mi siedo intorno a un tavolo per discutere su Cetraro e su Paola, io mi siedo intorno col sindaco di Paola, con gli altri sindaci, con gli operatori, che rispetto tutti, per discutere insieme di che cosa c'è bisogno. Dopo aver fatto un'analisi, per poter dare noi il contributo al generale Cotticelli, a chi fa la programmazione, un contributo dal basso, che non c'è mai stato questo contributo al basso, da quello che ricordo io sui piani sanitari fatti alla Regione Calabria. Isabella, sì, allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità, chiarissima la proposta del sindaco, vedremo subito dopo lo spazio pubblicitario cosa ne pensa di Natale e poi di nuovo a te la linea. Ci fermiamo, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza e ultima parte di Focus Attualità, ve lo ricordo ci stiamo occupando di sanità, in particolare dello SPOC Cetraro Paola, una puntata piuttosto infuocata perché lì su quel territorio, sul Tirreno, questo SPOC, questa convivenza ci sembra molto molto forzata. Si tenta comunque di trovare una via d'uscita, una strada comune. Il sindaco di Cetraro ha detto disponibile a sedermi ad un tavolo, discutere anche insieme al generale Cotticelli, però lui dice la soluzione deve arrivare dal basso. Graziano Di Natale, d'accordo? Sì, assolutamente sì. Intanto ricordo che sono stato tra i fautori e i promotori del famoso tavolo tecnico che ha messo insieme gli operatori del sistema sanitario per redigere una proposta che possa migliorare il sistema sanitario nel terreno. Ciò non toglie che bisogna quindi riprendere quel lavoro, mettere insieme tutti sullo stesso tavolo e parlare di sanità. Però volevo fare alcune precisazioni. Lo SPOC nasce attraverso la condivisione di due strutture che oggi presentano dei doppioni. Per esempio a Paola c'è il reparto di medicina, come c'è a Cetraro c'è la lungodegenza, a Cetraro c'è la chirurgia, a Paola c'è la chirurgia.
Se si dovesse parlare di SPOC, tutto questo dovrebbe essere diciamo, rivisto, perché non è possibile fare 2 strutture ospedaliere fotocopie dove ognuno ha gli stessi reparti degli altri. Allora il decreto 64, o meglio la riorganizzazione della sanità, prevede di garantire alle 2 strutture servizi diversi che siano efficienti. Faccio un esempio: oggi si è parlato della pericolosità di partorire in un punto piuttosto che un altro rispetto alle distanze, e mentre i cittadini di Cetraro hanno ragione, anzi ancora di più oggi che il reparto è chiuso, mi vesto per un attimo da donna di cittadina di San Lucido o di Fiumefreddo, che dovrebbe giungere a Cetraro in 40 minuti o a Cosenza in altrettanti 40 minuti. Lo stesso diritto della donna di Fiumefreddo lo ha la donna di Cetraro. Allora noi dobbiamo mettere insieme una proposta che possa garantire la qualità e la sicurezza dei cittadini. Faccio un'altra proposta: Cetraro non raggiunge oggi i parti stabiliti dal Ministero, il numero dei parti, le prescrizioni stabilite dal Ministero. Allora perché non pensare a un punto nascita che non sia solo il punto nascita di Cetraro, ma che sia il punto nascita dello SPOC Paola Cetraro, e quindi vedere anche il punto nascita su Paola al terzo piano, dove ci sono tantissimi nuovi locali che potranno essere messi a disposizione, in modo da garantire quello standard che il Ministero prescrive, in modo da tutelare un'intera fascia di popolazione che abbiamo visto è tantissima, e in modo da garantire anche la sicurezza dei cittadini. Questa potrebbe essere una proposta. Io penso che il sindaco non può venire contro ad una proposta che non tutela solo Cetraro, che tutela Paola, che tutela una fascia del territorio. Allora, in sintesi del mio intervento, io sono disponibile, anche con l'ultima funzione, il Presidente della provincia mi ha appena delegato alla sanità, a rappresentare quindi la sanità nella provincia di Cosenza, a farmi promotore per mettere insieme i sindaci e quanti si vogliono impegnare, i sindacati, in un ragionamento unitario di discussione. Ma la cosa principale, e finisco davvero il mio intervento, è quello di pensare per un attimo che noi abbiamo un obiettivo, quello di garantire la qualità. Dobbiamo avere una visione diversa. Il sistema sanitario oggi non può essere il sistema dei compari o dei baroni della sanità. Il sistema sanitario deve essere un sistema che deve garantire l'efficienza. Perché? Tanti medici, ecco la domanda che i cittadini devono porre alla politica: perché tanti medici giovani qui non trovano lavoro nel sistema sanitario e al nord invece fanno i primari delle grandi strutture ospedaliere? Una domanda diciamo una risposta a questa domanda dovrebbe esserci, perché la politica, o più in generale la nostra terra, non è in grado di esplicitare ancora di più e quindi di promuovere i propri talenti. Certo, Isabella, allora c'è questa proposta a Cetraro, in particolare il sindaco cosa ne pensa, se l'accoglie o meno, senza perdere di vista che, ripeto, il diritto alla salute dovrebbe essere un diritto tutelato, anzi deve essere un diritto tutelato da tutti, e a Cetraro come a Paola, come a Cosenza, dappertutto gli ospedali devono dare risposte ai cittadini. Isabella? Ecco sì, Rosalba, a proposito di risposte ai cittadini, io continuo, anche dopo raggiungerò il sindaco, ma io sono qui anche insieme ai tanti cittadini che oggi pomeriggio hanno voluto dare la loro testimonianza. Sono qui vicino ad una giovane mamma e una giovane nonna, le sentiremo tutte e due, perché la signora è Stefania. Stefania ha partorito da poco, da quanto? È 1 mese e mezzo. Proprio nel momento in cui era chiuso il punto nascita di Cetraro. Lei abita a Cetraro? Sì, abito a Cetraro, però in una piccola campagna a San Filippo, che come dicevo a lei, già per arrivare all'ospedale ci vogliono una ventina di minuti per arrivare qua all'ospedale, e per arrivare a Cosenza ci vuole più di un'ora, non calcolando il traffico. Quindi il bambino giusto? Sì, il bambino ha deciso di venire alla luce alle 6 del mattino, in una zona un po' isolata, già si trova, 20 minuti per arrivare a Cetraro. A Cosenza è stato un viaggio? Sì, a Cosenza è stato un viaggio, per fortuna è andato tutto bene, non c'era traffico perché eravamo già a settembre, però dopo nemmeno 3 ore il bambino è nato, perché ha scelto il bambino di nascere, non l'ha deciso nemmeno io e nemmeno il ginecologo, è nato 10 giorni prima.
quindi però ci sono stati momenti un po' di ansia. Ansia è già al 7° mese, una mamma come me al 7° mese di gravidanza si sente dire che chiudono l'ospedale sulla costa, il reparto, non si sa perché, insomma. Quindi poi l'ansia è se arrivano i dolori, se il parto va tutto bene, perché poteva anche non andare bene. Fortunatamente è andato tutto bene, però ecco, capite insomma che questi sono i problemi reali, no? Quelli che vivono i cittadini, in questo caso le mamme, che insomma la signora doveva partorire al 7° mese, è arrivata la notizia della chiusura del punto nascita e quindi già questo ha provocato uno stato di ansia. Poi vabbè, fortunatamente il parto è andato bene, ma c'è stato un bel viaggio insomma fino... Sì, perché già Cetraro Cosenza è un'ora, Paola, che sentivo dei commenti, Paola è più vicino a Cosenza, Cetraro è ancora più lontano, Belvedere è più lontano, ve lo ripeto, cioè a me è andata bene, però qualche mamma potrebbe capitare di veramente come il cartellone della signora, partorire in ambulanza o addirittura per strada in macchina. E ci sono anche, dicevamo, le ansie delle nonne, ecco, una giovane nonna che insomma ha vissuto questo periodo con un po' di apprensione. Sì. Perciò vogliamo che si riapre qua il punto nascita, che voglio che mia figlia partorisca qua, no? Andare a finire a Cosenza perché è troppo lontano e si rischia, insomma c'è l'ansia, certo, questo insomma, vogliamo. Insomma, sono stati mesi abbastanza difficili per quanto riguarda, grazie signora, per quanto riguarda il punto nascita, diciamo, ci siamo, però rimane sempre il problema, quello che dicevamo prima, del taglio del personale, insomma qua, insomma, come in tutti gli ospedali un po' della Calabria ci si trova a fare i conti proprio con questo problema veramente molto molto sentito. Il signor? Antonio Trepiccio. Sempre parte del sindacato. Sì. Insomma, qui anche all'ospedale di Cetraro siamo, per quanto riguarda la carenza di personale, ecco, questo è uno dei problemi reali, concreti, immediati, ecco, da affrontare. Come in tutta la Calabria, diciamo che c'è la carenza del personale per il blocco del turnover che è ancora di più aggravato dalla questione della quota 100, quindi diciamo che ci sono stati molti pensionamenti che non sono poi stati praticamente sostituiti, il personale deve fare molti sacrifici per poter mandare avanti il lavoro. E naturalmente tutto questo poi determina una serie di conseguenze, come per esempio la mancata applicazione dei LEA, la mancanza di medicina territoriale, la mancanza proprio di programmazione, di organizzazione, e quindi lavorare in questo poi induce a degli errori, degli sbagli che poi si riversano sul personale stesso. La stessa cosa che è avvenuta con la disgrazia che è avvenuta a luglio per la povera Santina, che tutto si è riversato sul personale, anche se diciamo le responsabilità forse erano ben altre. Per quanto riguarda invece il punto nascita, speriamo che la questione venga risolta, perché è impensabile che alle soglie del 2020 ci siano 120 km di costa scoperti senza un punto nascita, e che una donna che deve partorire debba affrontare un viaggio di 90-100 km, attraversare la Crocetta con le intemperie che ci sono anche d'inverno, e tutto questo può essere il preludio a qualche ulteriore disgrazia. Quindi voglio dire, la necessità del punto nascita di Cetraro è basilare. E quindi insomma un primo passo in avanti è stato fatto. C'era anche un altro cittadino che voleva parlare, perché qua a Rosalba vogliono parlare tutti, perché insomma vogliono far sentire la loro voce, perché sono proprio i cittadini poi alla fine che si trovano a combattere con questi problemi quotidiani. Allora, da tempo, quindi voi chiedete una sanità sana. Questo non avviene da anni, in quanto è incominciato lo smantellamento dell'ospedale di Cetraro, quando hanno tolto gli uffici, che c'erano tutti concentrati qua, gli uffici che hanno fatto il palazzo di vetro a Paola. Dopo è seguito il centro trasfuzionale, poi l'ortopedia, e adesso con il punto nascita la volevano chiudere completamente. Questo non è giusto. Il signor Di Natale si appiglia sempre su questo articolo 64, dove il sindaco ha ripetuto più volte che non bisogna appellarsi a questo e basta.
hanno ben altri motivi. Però insomma È inutile che facciamo la lotta, Cetraro Paola, loro vogliono lo scontro e lo scontro avverrà sicuramente. assolutamente non credo che nessuno voglia lo scontro, non credo che il consigliere Di Natale voglia lo scontro, ma Sindaco, insomma, l'ha più volte ribadito, insomma, lavoriamo insieme, chiaramente bisogna risolvere i problemi insieme. Quindi, sì, il nostro compito, il compito di amministratori, di sindaci, di uomini dell'istituzione è quello di raccogliere il disagio da parte dei nostri cittadini e degli utenti. È il disagio da parte dei cittadini e degli utenti e di quelli che ci sono qui oggi e di non avere servizi. Interessa poco il dialogo fra me e Di Natale, che è stato costruttivo, sono state delle proposte messe in campo che si possono perseguire. Il problema di fondo è che c'è una logica perversa che sta guidando in questo periodo la sanità in Calabria, e che alla mancanza di personale in alcune aree, perché lo stesso problema ce l'ha Corigliano Rossano, Castrovillari, la mancanza di personale lo si vuole sostituire cercando di levare personale nelle altre strutture. E questo sta succedendo a Cetraro, sta a significare per poter mantenere in vita un reparto da qualche parte ne chiude un altro da un'altra parte. Questa è una logica sbagliata, la logica è quella di trovare i modi per poter far sopravvivere e dare i servizi sia a Corigliano e Rossano, che è la città più grande della provincia di Cosenza, ma sia in questo territorio. Ecco, è la paura che hanno i nostri cittadini è quello di non trovarsi dall'oggi al domani un servizio che hanno avuto finora, e purtroppo i servizi che abbiamo sono già abbastanza pochi. Per poter fare un minimo anche di diagnostica ci vogliono mesi per la mancanza di personale che abbiamo. Ecco, noi dobbiamo dare queste risposte ai cittadini. Come si devono dare queste risposte? La mancanza di personale è cronica, se non si possono assumere si passa attraverso le cooperative, il Terinale, si trovano delle soluzioni. La sanità purtroppo non può essere un calcolo ragionieristico, e quello che l'ha guidato fino adesso è semplicemente questo calcolo. Questo calcolo ha fatto già molte vittime, non è malato l'ospedale di Cetraro, l'ospedale di Paolo, l'ospedale di Corigliano, è la sanità che è malata, e se la sanità è malata bisogna porre rimedio, e quando si deve porre rimedio non si bada ai fondi, perché i fondi servono dai cittadini per poter dare loro certezze nel sistema di cura e nei servizi che bisogna offrire. Ecco, questo è l'obiettivo, il grido d'allarme che viene da Cetraro, che viene dai miei concittadini, da quelli che sono qui, dal territorio, che parte dal punto nascita, ma dal punto nascita c'è un tentativo di sguarnire altri reparti per non dare completamente poi la possibilità di poter avere dei servizi. Isabella? Sì, Rosalba, dimmi. Allora, perché siamo quasi in chiusura, mi pare che il problema principale, al di là delle vedute diverse, sia uno che si ripercuote poi sui disagi dei cittadini, ed è il taglio del personale. Negli ospedali mancano medici, mancano infermieri, mancano OS, se ne esce soltanto con le assunzioni. Penso, ed è anche la richiesta che fanno i cittadini, del potenziamento, perché potenziare significa erogare servizi migliori per tutti e tra l'altro far sparire quelle paure che in passato non c'erano, perché Paola e Cetraro erano due ospedali diversi, ognuno con una struttura. Oggi è cambiata purtroppo questa realtà. Allora, Graziano Di Natale, il sindaco Aita lo ha detto, bisogna lottare insieme proprio per potenziare e dare risposte ai cittadini di quella zona, di tutto il Tirreno cosentino. Io sono contento che alla fine di questa bellissima trasmissione si giunge a quello che dicevo all'inizio, bisogna stare insieme per capire che abbiamo la necessità di garantire un sistema sanitario efficiente e di qualità. E la diminuzione del personale, sia medico che paramedico, non garantisce gli standard di qualità. Quando io dico all'inizio della trasmissione
per potenziare il punto nascita di Cetraro, ma meglio ancora dello SPOC Paola Cetraro, non serve solo la nomina del primario, ma serve garantire qualità. Mi riferisco alla implementazione anche del personale medico, paramedico, proprio per evitare che quello esistente possa essere diciamo, messo in condizioni di non lavorare in maniera chiara, corretta. Quindi obiettivamente è necessario implementare il personale. Lo sblocco del turnover che era stato sbandierato in questi mesi non è ancora avvenuto, cioè non sono partite quelle assunzioni che nella sanità servono. Allora, per garantire l'efficienza del servizio è necessario avere il materiale umano, è necessario avere la qualità, è necessario quindi mettersi tutti quanti insieme, ragionare su un principio che è quello del garantire ai cittadini una risposta alle tante domande che loro hanno in tema di sanità. Certo, glielo facciamo gli auguri a questa riapertura. È quello che vogliono i nascita, cittadini. no? Che è quello che sì, io intanto voglio anche salutare il garbo con cui si è affrontato questo dibattito, salutare Isabella per la professionalità con cui ha condotto anche le interviste, e i cittadini di Cetraro, il loro sindaco, con la speranza che da questa trasmissione possa nascere una interlocuzione ancora più forte tra due territori che non sono avversari, ma che invece devono unire le loro forze per garantire la qualità del servizio sanitario nel terreno cosentino. Allora, unire le loro forze. Isabella, l'ultimo collegamento brevissimo. Sì. Io intanto ti ringrazio per questa diretta, ringrazio te, ringrazio Mario Scarpelli, i cittadini di Cetraro, il sindaco, che hanno voluto trascorrere questo pomeriggio con noi e far sì che il problema dello SPOC Paola Cetraro diventi il problema calabrese, quindi che si diano delle risposte. E oggi partiamo tra l'altro con un piccolo, mi sembra, risultato, no? Un piccolo grande risultato, che è quella della riapertura del punto nascite. Certo, questo piccolo grande risultato, ma anche è emersa la volontà di lavorare per risolvere i problemi al di là delle differenze, delle divisioni. Basta polemiche, lavoriamo, bisogna lavorare tutti insieme per dare risposte a questi cittadini, che ringrazio tra l'altro per la presenza. Anch'io ringrazio i miei cittadini, ringrazio voi per la trasmissione. Saluto di Natale che condivido, l'ultimo intervento lo condivido in pieno, solo che io non parlerei di due territori, ma parlerei dell'intero territorio. Se ci sentiamo una cosa unica come intero territorio, che va da Tortora fino ad Amantea, c'è la possibilità di poter dare risposte e sentirci veramente appartenenti a un Tirreno cosentino che ha molto da dire, può dare molto, ma deve avere anche tanti servizi ancora che mancano. Grazie Sindaco, grazie per l'ospitalità, grazie a tutti i cittadini di Cetraro e del Tirreno cosentino. Ringrazio anche il consigliere Di Natale, ti restituisco la linea, Rosalba. Grazie Isabella, e noi abbiamo davvero finito, ci fermiamo qui. Mi sembra che da questa discussione a volte accesa, no? Sia però poi si è arrivati ad una conclusione che mi sembra un punto di partenza per un dialogo costruttivo. Noi ce l'auguriamo e veramente speriamo la prossima volta, ritornando in questi studi e parlando dello SPOC Paola Cetraro, ci piacerà invece raccontare un percorso costruttivo di un ospedale che garantisce tutti i servizi per i cittadini e che dà delle risposte certe, delle risposte senza lista d'attesa possibilmente. Grazie a Graziano Di Natale per essere stato con noi, Enzo Leonetti in regia, Francesco Camposani, a voi per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento.